Così meglio? Ok. Grazie, è bello di essere qui e niente, siamo a vostra disposizione se avete domande, se volete sapere come nasce il nostro lavoro, come si sviluppa e quello che facciamo e che speriamo di fare, soprattutto per voi. Vi capisco perché pure io. Allora, inizio io. E questo programma nasce un po' per caso e per caso viene portato avanti e poi via via cresce sempre di più perché ci motiva molto raccontare queste storie. Io vorrei dirvi che è una produzione interna Rai, completamente, e vorrei dirvi che è un programma che la Rai vende a Netflix Europa e quindi è distribuito in 21 paesi. Ma questo al di là dell'orgoglio, perché penso che abbiamo trovato una chiave per parlare a più persone possibili e in realtà le più diverse. Non è facile fare un programma così, perché al di là di conoscere persone meravigliose come Francesco, Enrico e i parenti delle vittime, queste storie ti rimangono attaccate addosso. Quindi emotivamente è la cosa più complicata perché comunque è un lavoro, però per riuscire a farlo al meglio devi entrare nella vita e soprattutto nelle perdite delle persone. E questo un pochino alla lunga è faticoso, diciamo emotivamente. E poi credo che, diciamo, rispetto al tema che magari seguite su altri programmi, in altri modi, noi cerchiamo sempre di non essere protagonisti delle nostre storie. Cioè, voi vedete giornalisti che magari, per carità, fanno un lavoro egregio perché più se ne parla meglio è. Però io e Raffaele quando andiamo in giro veniamo presi per due, diciamo, ragazzi non più giovanissimi, quindi fortunatamente non abbiamo un tipo di credibilità, un tipo di riconoscibilità tale per cui la gente non ci parla. E la gente parla con noi perché appunto non si aspetta questo volto della Rai, magari si aspetta un altro tipo di giornalista sul campo. E questo per noi è un valore aggiunto, perché possiamo attraversare dei luoghi, delle realtà, quando dicono che cosa state facendo, perché viene sempre qualcuno a chiedere che cosa state facendo. E noi iniziamo dicendo siamo della Rai, quindi secondo sguardo, e fate il Borgo dei Borghi? Ecco, lì a seconda delle... o Linea Verde, ecco, a seconda dei Kilimangiaro, a seconda dei contesti noi cerchiamo di non mentire, perché la cosa da fare è non dire mai bugie. Cerchiamo, diciamo, di arrivare piano piano a quello che stiamo facendo attraverso, diciamo, questi programmi sul territorio. Ecco. E poi, non lo so, adesso noi siamo in produzione con la nuova serie e partiremo il 12 giugno su Rai 1, tardi. E comunque io vi volevo ringraziare perché è incredibile di quanti ragazzi scrivono sui social, che tra l'altro il programma attualmente non ha, ma scrivono a me privatamente. E molti di voi non erano neanche nati, però devo dire che ci seguite, quindi questo ancora di più è un motivo di grande soddisfazione e grazie.
Io adesso inizierei magari con Francesco Accordino, che è un testimone dell'epoca e un grandissimo, come avete visto, narratore di quella realtà che fu Palermo negli anni '80, no? Sì. No, era verde, verde. Ok. Va bene? Sì, parlo a ragazzi che non sanno niente di tutto questo. Cerco di fare memoria e ringrazio Emilia per l'egregio lavoro che fa inconsapevolmente per tutti i ragazzi che hanno perso la vita e per tutti i miei colleghi che hanno perso la vita per difendere le istituzioni in cui voi siete nati e siete cresciuti, nella libertà, nella legalità, nella democrazia. Perché la mafia è la negazione di tutto questo. La mafia è prepotenza e arroganza. Io sono l'ultimo rimasto in vita di quella equipe investigativa. Mi sono fatto a Palermo la grande guerra di mafia che ha visto l'ascesa al potere dei corleonesi. Ho trattato oltre 1000 omicidi di mafia. È stata una guerra dello Stato contro l'antistato. Una guerra che alla fine ha visto molte vittime a terra, purtroppo. Però alla fine io ora sono contentissimo e orgoglioso di parlare a voi dalla faccia pulita e che mi ascoltate per sapere tutto quello che in quegli anni bui è accaduto a Palermo. Io ringrazio sempre Emilia per quest'opera di memoria, perché se non c'è la memoria, se voi ora sapete chi era Natale Mondo e perché è stato ucciso e che cosa ha fatto, chi era Ninni Cassarà, perché è stato ucciso, è anche per merito suo. Quando i killer di mafia uccisero Cassarà aspettandolo sotto casa, la moglie di Cassarà aveva la bambina in braccio e stava al balcone ad aspettare il marito. Appena sentì gli spari, scese precipitosamente le scale del palazzo dove abitava e bussò a tutte le porte per ogni piano per dare la bambina e correre verso il marito ferito a morte. Nessuno gli volle aprire la porta. Questa era la Palermo di quegli anni. Questa era il consenso e il timore di cui godeva la mafia e che Emilia traduce benissimo in quelle bellissime immagini di Palermo durante la guerra di mafia. Sono soddisfatto di essere qua in mezzo a voi, di avere parlato con i vostri docenti, che devo dirvi che sono molto orgogliosi di voi, parlano molto bene di voi. Dicono però che voi non eravate manco nati all'epoca di questi fatti. Ed ecco perché io credo di avere lo scopo di vivere il resto dei miei giorni per farvi conoscere i sacrifici di queste persone. Grazie.
Allora, Enrico, forse... Vai. Io non ho meriti particolari, salvo il fatto di avere iniziato a lavorare a Palermo nel 1985 e poi aver proseguito la mia carriera. Mi ritengo una persona estremamente fortunata perché ho fatto il lavoro che ho scelto, quello che volevo fare nella vita, e perché l'enormità delle cose che mi accadevano intorno hanno imposto una scelta netta, senza tentennamenti. Da che parte stare era fin troppo facile, perché non c'erano mezze misure. La gente o viveva o moriva, o cercava di difendersi in quel fortino assediato che era appunto la squadra mobile di Palermo, ma anche la caserma dei Carabinieri, la caserma Carini. Il mestiere in era pre-social e pre-telefonini e pre-computer si faceva girando questi uffici, bussando alle porte. Una delle porte alle quali bussavo era quella di Francesco Accordino, che era alle prese con decine di casi. Io lavoravo per una piccola realtà locale, una piccola televisione locale dove ho cominciato e dove sono rimasto per una decina d'anni. Erano le palestre di apprendistato, un po' come i siti internet adesso. E avevo avuto modo di conoscere sia Montana che Cassarà fugacemente, dandogli rigorosamente del dottore. Non erano amici, erano persone che guardavo con grande ammirazione e grande rispetto, dalle quali speravo di avere qualche informazione utile per il mio lavoro. Vedete, stamattina è stato usato più volte il termine eroe e questa è una giornata di ricordo, di memoria. Il problema di questo paese è che confina il ricordo e la memoria negli anniversari o in giornate come queste, la giornata dedicata alla memoria e all'impegno. Io penso che la parola che è stata usata più volte, appunto la parola eroe, contenga in sé una cosa bellissima, che è la sottolineatura di un sacrificio spinto fino all'estremo, ma anche una mistificazione, perché l'eroe è sempre qualcosa di lontano, distante da noi, terribilmente in alto. Sta su un piedistallo, lo portiamo in processione nel giorno degli anniversari, il 23 maggio per Falcone, no? In giornate come queste scegliamo una vittima, purtroppo per questo paese ce ne sono tante, la ricordiamo come stiamo facendo oggi per Natale Mondo e inevitabilmente per Nini Cassarà, per Beppe Montana, per Calogero Zucchetto, che sono le persone citate in questo splendido lavoro. Ma nel celebrare l'eroe compiamo un atto di deresponsabilizzazione, cioè ci laviamo la coscienza nel ricordo, siamo stati a questa messa laica che è la memoria, domani torniamo ai nostri affari. Io credo che dovremmo recuperare una parola desueta che è quella che si usava nel libro Cuore, esempio. Queste persone sono esempi di etica pubblica, di etica della responsabilità. Se c'è un elemento che hanno in comune tutte queste vittime è il fatto che sono morte per avere fatto il loro dovere, che non è poca cosa. Lo hanno fatto e chi gli è sopravvissuto ha continuato a farlo. E questo ci spinge a interrogarci sempre su come è stato possibile. È stato possibile perché evidentemente non erano in tanti a fare il proprio dovere. E così ci concentriamo su quelli che il proprio dovere non l'hanno fatto, che è esattamente il punto della verità che ancora ci manca su tanti momenti di quella stagione e delle stagioni successive. Quindi la memoria va nutrita di consapevolezza, di esempio, di immedesimazione, perché ciascuno di noi sarà chiamato nella propria vita
io sono stato già chiamato, voi sarete chiamati a fare qualcosa. Il faro è la responsabilità. Se questa cosa va fatta e va fatta fino in fondo, senza tentennamenti, senza sotterfugi, senza scorciatoie. Io credo che l'etica della responsabilità sia l'unica cosa che può restare di una giornata come questa. Non vacue parole che celebrano eroismi inarrivabili, ma il giorno per giorno di un impegno perseguito con ostinazione e determinazione fino all'estremo sacrificio. Ed è esattamente lo spirito con cui questo programma RAI viene costruito. Racconta delle storie in un mondo che sembra impazzito, in cui i giornalisti si parlano addosso, raccontano di se stessi piuttosto che delle storie che devono raccontare, in cui si arriva a paradossi assurdi, di mettere un mafioso e un antimafioso a confronto, quasi si potesse fare un dibattito civile su questo, in cui talk show non ci fanno capire nulla, in cui tutto sembra confuso, in cui si arriva alla cattura di Matteo Messina Denaro e anziché ragionare delle protezioni di cui ha goduto indiscutibilmente e di una società che è ancora fortemente permeata di mafiosità, e questo riguarda la Sicilia ma riguarda anche e fortemente il Veneto. Non c'è una partita da chiudere, c'è una partita da approfondire anche qui in Veneto sulle collusioni mafiose che non hanno più a che vedere con l'origine geografica dei mafiosi, perché chi ricicla il denaro è veneto, non è né calabrese, né campano, né siciliano. Gli attori criminali in prima istanza sono sì geograficamente rintracciabili, ma poi di generazione in generazione la perdi l'origine geografica. Ecco, quindi quando si esercita memoria non si parla al passato, si nutre la consapevolezza del presente. Grazie. Adesso parla Raffaele, che è regista, e che mi accompagna, diciamo, e che prende pure le mazzate, diciamo, insieme a me. Però, per farvi capire, adesso ve lo racconterà meglio lui, il nostro modo di avvicinarci a questa realtà, perché comunque anche noi siamo dei privilegiati, veniamo da Roma, abbiamo studiato come voi e in questo lavoro cerchiamo sempre di restituire quello che abbiamo avuto, come vi ha spiegato Enrico, almeno ci proviamo, non sempre ci riusciamo. Però ecco, quando andiamo a Palermo con la telecamera e andiamo in questi quartieri, ci servivano delle immagini, come avete visto, di una pescheria per il documentario. E quindi ci avviciniamo a un banco di pesce e chiediamo, lui, se possiamo filmare mentre puliscono i ricci. Sì, erano dei ricci. E nessun problema. Facciamo quello che dobbiamo fare, giriamo l'angolo, ci fermano i carabinieri e dicono: ma come avete fatto? Ci abbiamo messo 6 mesi per mettere le telecamere nascoste e voi siete andati lì. E quindi questo è il nostro modo, se volete anche un po' ingenuo, che però funziona. E non è che non abbiamo mai avuto problemi, però nel momento in cui li abbiamo avuti non ci siamo accorti della natura del problema, diciamo, in particolare a Castelvetrano nel 2017. Non so, questa persona che ci fermò era talmente caricaturale che voi come ve lo immaginate, non so, un mafioso anni 2000, così era, tuta acetata, occhiale da Ray-Ban a goccia, macchinone e voleva offrire il caffè a tutti con minaccia inclusa. Lì per lì ci siamo guardati e abbiamo detto: ma non è possibile che nel 2017 nel bar di Castelvetrano
E invece era così. Quindi questo per dire che senza al mio fianco il poderoso Maiolino, molte immagini, molte cose sarebbero state diverse. Che introduzione. Adesso è difficile. Sì, in effetti, insomma, noi lavoriamo molto insieme e molte delle immagini che voi vedete non sono fatte da una troupe Rai, ma sono fatte da me ed Emilia, che ci avventuriamo così come due turisti, che spesso noi diciamo di fotografare i quartieri, stiamo facendo un lavoro di ricerca sulle immagini e in questo modo due persone normali riescono a entrare in contatto anche con una realtà che magari è un po' diffidente, visto anche diciamo, il lavoro fatto da altri, no? Non cerchiamo l'inchiesta, non dobbiamo scoprire delle verità, non dobbiamo rivelare, se non quello di raccontare quello che vediamo. E spesso ci riusciamo in questo modo, con la semplicità, abbiamo una piccola attrezzatura, non arriviamo con dei mezzi molto pesanti, alcune delle interviste che avete visto sono fatte in altri posti con delle attrezzature diverse, noi andiamo con una piccola reflex, possiamo sembrare benissimo turisti. E quindi insomma iniziamo a esplorare, partiamo da un quartiere di riferimento, in questo caso era l'Arenella, che era il quartiere dove loro vivevano e insomma avevano anche il negozio e tutto il resto, e poi ci allarghiamo, cerchiamo di contattare le persone, chiediamo ma qual è il posto più bello, dove andare, cosa fare, e noi ci muoviamo in questo strato allargando sempre di più diciamo, il cerchio di azione poi del quartiere, no? Sì, cerchiamo sempre di coinvolgere le persone che si avvicinano, perché si avvicinano tutti, che state facendo? Anche alcune volte anche semplice curiosità. Sì, semplici curiosità, a volte diciamo che i problemi più grandi che ha avuto lui sono stati col 110, perché a Caserta lui stava facendo delle immagini genetiche esatto, di un palazzo e è sceso uno con Pensava fossi del catasto, lui aveva fatto un abuso. Tutto questo è una cosa stranissima, perché uno si immagina che arriva il mafioso, invece era un signore che diceva lei sta riprendendo il mio abuso. Con la scopa lo voleva menare. Lei sta riprendendo un abuso, quindi sarà sicuramente del comune, siccome c'è una causa in atto, io non voglio che lei riprenda la mia casa. E io spiegavo, guardi, non sto riprendendo la sua casa, ma sto facendo una cosa generica. Dice no, lei è del comune, sicuramente è venuto perché c'è la causa in atto e mi ha seguito praticamente per intera giornata. Io non volevo espormi perché non so chi è questa persona, per cui a un certo punto lui fa chiamo i carabinieri e dico perfetto, chiama i carabinieri, li chiami perché così io ero al sicuro, perché i carabinieri sapevano che eravamo lì per fare delle immagini e stavamo raccontando una cosa. Quindi a questa mia reazione lui si è visto un po' spiazzato perché ha detto vabbè, se questo chiama i carabinieri era d'accordo, mi sembra strano. Perché a un certo punto gli dico guardi, se mi lascia in pace le dico per quale motivo sono qua. Quindi gli spiego il motivo, questo scoppia in lacrime perché dice no, io sono tipo il migliore amico del padre, quindi capisco la storia, le chiedo scusa, per non riprenda la mia casa. Ok, perfetto, va bene. Però mi ha lasciato in pace, mi ha seguito per circa 2 ore e mezza e lì io non sapevo proprio, chiamavo lei, dicevo c'è uno che mi segue, io non so che fare, perché poi sei da solo in queste realtà e non potendosi fidare di nessuno, insomma, no? A un certo punto... Comunque, se avete delle... No, l'unica cosa che volevo dire è che ovviamente questo lavoro non è frutto di 2 persone, ma ci sono anche altre persone che lavorano sia nell'organizzazione, che aiutano Emilia anche nella consulenza, tutta la parte autoriale di Emilia, quindi la verifica Emilia, la responsabilità è di Emilia. E quindi ci sono anche insomma, una squadra, seppur piccola, di altre persone che ci dà una mano. Domande? Uno alla volta? Anche curiosità, Non spingete? Prenotate. C'è una domanda? Io volevo capire perché è scoppiata una guerra tra i corleonesi e i palermitani e non ho ben capito il motivo del perché c'è stata questa scissione di gruppo. La guerra scoppiò perché i corleonesi
dovevano salire al potere assoluto della mafia palermitana, siciliana e anche nazionale. Il connotato strano di questa guerra, inusitato, era la carneficina assoluta e la mancanza di ogni scrupolo da parte dei corleonesi. Ho dovuto fare, per conto di una televisione franco-tedesca, un documentario come questi, in cui gli autori dovevano spiegare ai francesi e ai tedeschi, che non lo capivano, un po' come te, perché due buzzurri, analfabeti, ignoranti come Riina e Provenzano fossero diventati i capi assoluti della mafia palermitana, siciliana e nazionale. Perché? Per la ferocia. Non per l'ingordigia, per il desiderio di arricchirsi a ogni costo, quello pure sicuramente, ma per la estrema ferocia con cui i corleonesi agivano e per la connotazione stessa della famiglia corleonese. Quando io parlai con Tommaso Buscetta e con Contorno, che furono i primi pentiti della mafia, loro mi dissero: vi diciamo chi sono i componenti delle varie famiglie mafiose, e cominciarono l'elenco: famiglia di Bagheria, famiglia di Partinico. Arrivati a Corleone mi dicevano: della famiglia di Corleone non sappiamo niente, non possiamo dire niente, perché è una famiglia che non rende noti i nomi dei propri affiliati. Cioè era una loggia segreta all'interno della massoneria, cioè gli stessi altri mafiosi non sapevano chi erano i corleonesi, perché i corleonesi erano ferreamente attaccati alla loro famiglia e soltanto alla loro famiglia rispondevano. Provenzano è stato arrestato a Corleone in un casolare dove mangiava ricotta e cicoria, non champagne e caviale nei migliori locali di Parigi, no, a Corleone, in un casolare con una ricotta e la cicoria sul tavolo, perché loro tendono ad avere il potere assoluto e l'hanno conquistato. Ed ecco perché hanno cominciato annientando le famiglie palermitane, annientando tutti quelli che gli davano fastidio a Catania, a Caltanissetta, a Gela, a Trapani, dovunque, e mettendo lì i loro uomini. L'ultimo dei corleonesi, allevato personalmente da Totò Riina, che se ne vantava, era proprio quel Messina Denaro che fu arrestato ultimamente. Questo era il motivo per cui la guerra scoppiò, fu una guerra cruenta, ma portò alla fine i corleonesi a estinguersi totalmente, perché Riina è morto, Provenzano è morto, Bagarella è in carcere, cioè tutti i boss corleonesi sono stati neutralizzati. Perché alla fine, ricordatevelo sempre, la forza paziente dello Stato vince, sempre. Anche dopo anni e anni di latitanza, anche dopo
degli anni in cui non si capisce come facevano a nascondersi e a vivere in latitanza. La forza paziente dello Stato vince sempre. Volevo chiedere che cosa è cambiato adesso per quanto riguarda la maniera in cui opera la mafia, soprattutto in Sicilia. Questa è una domanda ricorrente in tutti gli incontri. Prego. Diciamo, intanto chiariamo. Il ventennio, la dittatura corleonese è durata da 20 a 30 anni, diciamo, a seconda di quando si fa partire il conteggio. Diciamo che è stata una parentesi nella storia della mafia, non è tutta la storia della mafia. La mafia ha ucciso e fatto stragi prima dei corleonesi? Sì, ha ucciso e fatto stragi. Ha ucciso bambini, ha ucciso donne, ha messo autobombe. Non è, diciamo, una peculiarità corleonese. I corleonesi hanno massimizzato la violenza, ma la violenza fa parte dell'esercizio mafioso quotidiano. Spesso la violenza viene solo evocata e non c'è neanche la necessità di esplicitarla. Basta, come dire, l'insegna, il nome della ditta per intimorire. Che cosa è successo adesso? La mafia non si è estinta, non è stata battuta, è militarmente molto sofferente, è in condizioni di sofferenza, appunto. Però attenzione, quando sparano, quando piazzano bombe, vuol dire che sono comunque in una condizione di difficoltà, o perché fanno la guerra tra di loro o perché puntano a fare la guerra allo Stato. Questo ci insegna la storia. Quando sono silenti e sembra tutto ridotto a ragione, probabilmente in quel momento sono più pericolosi perché fanno molti più affari. Tonnellate, decine di intercettazioni, centinaia di intercettazioni telefoniche e ambientali convergono sul punto. Il rumore, il piombo, il tritolo, la stagione delle stragi del 1992 e 1993 ha fatto male agli affari. Bisogna essere silenti, sommersi, mimetizzarsi nella società per poter far prosperare gli affari. Gli affari criminali di Cosa Nostra, anche questi sono abbastanza ridimensionati, ma nel frattempo è cresciuta enormemente la stella dell''ndrangheta calabrese, che ha presenze molto più ramificate di Cosa Nostra, e quasi in parallelo con l'ascesa di Cosa Nostra si è avuta una lunga stagione di supremazia in alcuni territori della camorra napoletana. Insorge già la cosiddetta quarta mafia, che è la mafia foggiana, che è una costola della Sacra Corona Unita, molto agguerrita. Dunque la situazione criminale è di apparente tregua, ma poi le cronache ci raccontano di omicidi a Roma, a Napoli, ovunque in Italia, e un po' meno nelle zone, diciamo, più calde degli anni 80 e 90 in Sicilia e in Calabria. Quindi non va sottovalutato il fatto che per la loro stessa essenza le organizzazioni criminali sono strutture molto duttili, cambiano immediatamente pelle e sanno anche sostituire i capi rapidamente. Per ogni capo arrestato c'è pronto un suo sostituto
e per un capo in carcere ci sono dei colonnelli e dei gregari, dei portaordini sul territorio. Quindi la situazione è ovviamente di soddisfazione per la cattura di Matteo Messina Denaro, con le amarezze di cui dicevo prima, e il rischio che adesso ci raccontiamo un boss negli aspetti più, come dire, glamour, più divertenti, più banali. Ecco, la banalizzazione del crimine è un rischio assai pericoloso, e questo non lo fanno le fiction, non lo fanno i documentari, lo fanno le cronache molto spesso, con un uso troppo disinvolto dei particolari che, se non contestualizzati, se non spiegati, diventano cronaca rosa. Il rapporto, diciamo, il legame sentimentale che Matteo Messina Denaro può avere avuto con una insegnante non è, diciamo, dal punto di vista della cronaca rosa che va trattato dal punto di vista della cronaca e degli interrogativi. Cioè, immaginate che valori possa trasmettere un insegnante che nel chiuso della sua intimità scrive pizzini a Matteo Messina Denaro, sapendo bene che si tratta di un latitante, sapendo bene dei crimini che ha commesso, e poi l'indomani mattina va tranquillamente a scuola a parlare ai ragazzi e magari anche a celebrare la giornata della memoria e del ricordo. Volevo chiedere se per caso aveste già fatto o aveste intenzione di fare qualche servizio sulla mafia in Veneto. Grazie. Ecco, ci stiamo lavorando. Il problema è questo, è che per quello che riguarda il format, il modo in cui noi proviamo a raccontarvi queste storie, prevede un personaggio, qualcuno che ve le racconta dal di dentro, o una vittima, o una persona che ha fatto un percorso. Tante volte abbiamo raccontato altrettante storie dolorosissime di gente che veniva da famiglie di questo tipo e per allontanarsene, per prendere, diciamo, le distanze, ha pagato un prezzo forse ancora più atroce della morte, perché è stato, insomma, potete immaginare, sono legami di sangue, il padre, il figlio, la madre. Il ruolo delle donne è importantissimo, perché uscendo un attimo fuori dalla retorica che la madre, la donna, è innanzitutto in questi contesti portatrice di valori o di svalori, perché il marito o è latitante o è morto, e quindi è la donna che educa la vendetta, è la donna che è la madre che educa i propri figli. Quindi, diciamo, anche noi in quanto donne purtroppo ci abbiamo messo del nostro. Per la domanda che mi dicevi, la difficoltà è appunto trovare un punto di vista interno in queste storie, cioè, perché per esempio anche la Val d'Aosta, forse voi non lo sapete, c'è il record di comuni sciolti per mafia, commissariati. Però è un tipo di mafia, per rifarci anche alla domanda che tu hai, il ragazzo col maglione grigio, basata sostanzialmente sulla corruzione, sugli appalti, perché queste persone hanno educato i propri figli, li hanno fatti studiare, e quindi non è più l'affiliato, il colletto bianco, è proprio una persona di famiglia. Io so che ci sono delle storie, qui in particolare mi pare a Eraclea, ma perché è molto semplice, appunto, come dicevamo, dove c'è business, dove ci sono i soldi, i balneari, l'edilizia, ci sono queste persone. Però al nord è più difficile trovare
rispetto al sud, magari ecco dei compagni di scuola al sud, uno diventa poliziotto e un altro diventa capoclan, e quindi diciamo per il nostro lavoro e anche per voi è più facile, altrimenti c'è l'inchiesta, che è un genere giornalistico degnissimo, praticato in particolare da colleghi come Enrico, che prendono gli atti, fanno vedere le delibere, pubblicano i bilanci, però per noi è un pochino più difficile fare 50 minuti di televisione con ordinanze e queste cose qui. Quindi al nord quello che ti posso dire è che ci sono meno persone coinvolte, tra virgolette, emotivamente, ma più affari, più business, e dove c'è business e affari c'è quasi, tra virgolette, non voglio dire una negazione, però una difficoltà in più, e quindi stiamo cercando qualcuno che è disposto ad esporsi, a raccontare come è venuto in contatto con queste persone, se ha subito minacce, se è stato espropriato della propria attività. E quindi ecco, in Veneto non è che non sono arrivati, è che non hanno bisogno di minacciare e di sparare, perché c'è un tessuto economico dove purtroppo si sono integrati. Però noi continuiamo a lavorare. Vedi altre mani? Adesso sembra che li debba vedere solo io, un po' visionario. No, non ne vedo mani, però se date dei segnali, ecco, c'è una mano, poi se si materializza. Ecco. Buongiorno. Tralasciando la propaganda nelle scuole e non solo, che sicuramente è molto presente, a me è parso che in questi ultimi anni la lotta alla mafia fosse meno intensa, e magari il fatto di Matteo Messina Denaro che fosse nascosto in bella vista può essere una dimostrazione. Non so se sia parso solo a me o questo. Non ho capito sul passaggio su Matteo Messina Denaro, perché mi è sfuggita una parola. Che non era nascosto, era, diciamo... Ah, che non era nascosto. Esatto. Cioè, stava lì nel paese, insomma, era facilmente individuabile. Sì. Allora, quella che tu chiami propaganda e quella che io chiamo retorica, penso che possiamo saltarla a pie pari, perché ne abbiamo ragionato prima. Sì, c'è questo forte rischio. Il problema non è tanto che se ne parla poco di mafia, forse se ne parla a sproposito, senza cognizione di causa, con, diciamo, vaneggiamenti vari e retorica a fiumi. Matteo Messina Denaro non era nascosto, e perché avrebbe dovuto? Godeva di un consenso sociale assai radicato, assai forte. Cioè, noi immaginiamo questi latitanti come infilati in qualche anfratto nascosto, e questo in alcuni casi è accaduto ed è vero, ma ha a che vedere con momenti specifici della latitanza. Normalmente i latitanti vivono alla luce del sole e conducono una vita pressoché normale, avendo alcune precauzioni e soprattutto una rete di complicità estesissima, che nel caso di Matteo Messina Denaro sta venendo fuori. Questo vuol dire che il paese in cui viveva è intrinsecamente mafioso? No, è che però è permeato di cultura mafiosa? Sì. E mi sento di dire che però questo non ha a che vedere con la collocazione geografica, perché non ho prove contrarie, però immagino che se avesse deciso di trascorrere la latitanza in un paesino del Veneto, probabilmente sarebbe accaduta la medesima cosa. Se aveva capacità di radicarsi e di stabilire dei contatti e una rete sociale ampia e protezioni
molto forti. Matteo Messina Denaro è stato preso in un momento in cui la sua vita personale lo ha maggiormente esposto a dei rischi di cattura legati alla sua malattia. Nel suo piccolo mondo, perché Matteo Messina Denaro non è il capo della mafia, è un importante esponente della mafia, ma non è il capo della mafia. Non pensiamo che con la cattura di Matteo Messina Denaro sia finita un'epoca, perché non è finita, la lotta è lunga e dura, perché, e te la dico come mi viene, insomma, anche in maniera un po' brutale, non c'è libro di storia che vi racconti di una guerra vinta da 5.000 persone contro 5 milioni. 5.000 sono per convenzione gli uomini d'onore siciliani. È un numero ovviamente approssimativo, ricavato dagli imputati del maxi processo con un calcolo statistico di proiezione. E questo è 5.000. 5 milioni sono i siciliani. Se fosse una battaglia tra 5.000 e 5 milioni di persone per stare alla Sicilia, ma questo lo potremmo estendere a tutto il paese, per stare alla Sicilia non ci sarebbe partita. 5 milioni è chiaro che battono 5.000 persone, se non altro per presenza territoriale. Il problema è che tra quei 5 milioni non tutti militano, diciamo, nella squadra dei buoni, per così dire. C'è un'area molto ampia, la cosiddetta zona grigia, area grigia, che fa il tifo per i 5.000, e portando la questione all'intero paese c'è un pezzo di questo paese che fa il tifo per i criminali. Fa il tifo per i criminali perché portano soldi, perché si ritiene che portino ricchezza, quando invece le tre regioni del sud a maggiore incidenza criminale sono anche le più povere del paese. Basterebbe questa considerazione per dire che non portano ricchezza, perché alcuni imprenditori, frotte di imprenditori, non aspettano neanche che bussino alla porta ai mafiosi per proporsi, ma li vanno a cercare, e questo non in Sicilia, non in Calabria, non in Campania. Parlo del nord evolutissimo. Bussano alla porta dei mafiosi, credono di poterne utilizzare i capitali, magari per sopperire a un momento di crisi legata a un sistema bancario che non preme le imprese intraprendenti e anzi le mortifica, e nel momento in cui ritengono di essersi messi a posto e di poter proseguire la loro attività imprenditoriale non è più loro, perché gliel'hanno tolta, gliel'hanno scippata, strangolandoli con un'operazione molto sottile che è fatta di incastri societari, di attività di riciclaggio, anche di indagini di soffiate, insomma un complesso di cose, e fa sì che l'imprenditore che si riteneva onesto, che però scende a patti con le mafie, finisce per perdere l'azienda e per perdere tutto, se non sottoterra o in galera. Io, diciamo, non sono un'esperta né sono stata sul campo, però ti volevo rispondere perché anche io me la sono fatta questa domanda tante volte, sia quando ero piccola, perché io quando avevo l'età vostra stavo a scuola e ci furono le stragi. Non vi dico, occupammo la scuola, no? Va bene, fu una cosa molto traumatica. Perché per noi la mafia, penso, come è giusto che sia anche per voi, era una cosa lontana, un libro, un film, e poi in quell'estate successe quello che successe, quindi noi la prima cosa andammo a scuola, questo per dirvi quanto è importante poi. Però per la tua domanda io me lo sono chiesto, ma perché? Perché un sottosegretario è stato condannato l'estate scorsa all'interno. Allora il Ministero dell'Interno è un po', diciamo, un ministero chiave per tutte queste storie qui, no? E quando un sottosegretario, Antonino D'Alì di Trapani, Castelvetrano è in provincia di Trapani, viene condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, come si può pensare che gli uomini con la divisa sul territorio, ogni volta che si avvicinavano alla cattura, venivano
promossi quando gli andava bene e allontanati, oppure semplicemente trasferiti. Ecco, è questo il discorso, non bisogna essere populisti. Perché io racconto queste storie? Perché poi a leggere questa cronaca, e quei pochi che la fanno sempre, insomma, sempre meno, diventa la mafia a Roma, la mafia dappertutto. Non è così, però è un confine sottile che spesso viene attraversato. Adesso per le ultime puntate che insomma spero di riuscire a fare, io non lo sapevo, ma la zia di uno dei più grandi boss pre-corleonesi, cioè le famiglie che sono state annientate dai corleonesi, ossia la mafia dei Bontate, Margherita Bontate, io non lo sapevo, era stata un parlamentare eletta per 3 legislature nella Repubblica Italiana. Sì, nella democrazia cristiana. E quindi io adesso che insomma ho quasi 50 anni, quando leggo queste cose dico: ma perché nessuno me l'ha mai dette prima? Perché ci sono arrivata per caso? E però fa impressione che la zia di Stefano Bontate, ammazzato nel 1981, è stata dopo proprio del dopoguerra eletta nel Parlamento. E quindi, caro, le risposte sono complesse, però come diceva Enrico, se ognuno ci mette il suo, forse insomma si arriverà anche a questo, però è complicato. Io sono quello che vede le mani. Lì c'è una mano che si è alzata, ma visto? Due mani che si alzano. C'è chi sente le voci e chi vede le mani. Buongiorno, io volevo sapere da che cosa nasce questo progetto, questo desiderio di raccontare le storie di esempi di persone che hanno dato la vita per la lotta contro la mafia. Come ho detto prima, un po' per caso, perché io ho iniziato a lavorare in Rai ancora che mi dovevo laureare e scalettavo le sentenze un giorno in pretura, quindi poi ho fatto tante altre cose e quando ho avuto la possibilità di proporre un mio programma, diciamo non sarà semplice da nessuna parte, alla Rai nemmeno, diciamo un'idea mia era perché non tutto, però quel tipo di programmazione, cioè sentivo di voler restituire appunto qualcosa che aveva avuto, e quindi ho detto io adoro gli animali, faccio un programma sugli animali, sul territorio, e invece ho scelto questa cosa qui perché io anche mi sento un po' Stato, no? Cioè voi pagate il canone, avete questi 9 euro, anzi adesso ve li staccano dalla bolletta, però ecco, quindi io mi sento un po' come Francesco, mi sento un po' come le storie che racconto, cioè devo dare un senso al lavoro che faccio, no? E quindi ho scelto quelli che avevano perso la vita per dare senso a loro, tutto qua. Piaciuta l'idea, piaciuta, per quanto andiamo in onda d'estate a mezzanotte. Però ragazzi, appunto, guardate sempre quello che riuscite a fare voi, non quello che fanno gli altri. Essere qui è bello. Poi appunto uno viene giudicato per l'esempio, per quello che fa, e io spero nel mio piccolo infinitesimale di portare anche avanti il nome dell'azienda. Ecco, tutto qua. Per fortuna comunque c'è l'on demand che consente di superare anche, diciamo, le scelte di alcuni dirigenti, diciamo, forse preoccupati che a parlarne si fa peccato.
Però noi ci siamo e questo comunque, no? Diciamo, vabbè, no, non lo diciamo. Vabbè, c'è l'on demand. Sì. Si possono recuperare anche le precedenti. Sì, tantissime. Ecco, l'altra... Buongiorno, io vorrei rivolgere la mia domanda al signor Accordino e volevo chiederle, dato che lei è l'ultimo sopravvissuto purtroppo della squadra mobile palermitana, come ha fatto a vivere dopo aver perso tutti i propri colleghi? Non so, non ha perso un po' la speranza che credo tutti i poliziotti debbano avere per continuare il proprio lavoro? Al contrario, la morte e il sangue dei colleghi, vedere i figli rimasti orfani, vedere le mogli vedove, vedere tutto quello che hanno fatto e la fine che hanno fatto, io l'ho dichiarato in questo documentario quando sono andato là e ho visto Natale Mondo a terra, all'inizio una grande tenerezza, ma poi al contrario ti viene una rabbia e una voglia di non darla mai per vinta a questi. Questi non devono assolutamente avere la meglio. E mio figlio a scuola scriveva, quando io dovevo girare per località segrete della Sicilia, perché ero braccato o sotto scorta, o come mi disse il capo della polizia, ero il primo a dover essere eliminato secondo un rapporto dei servizi. Mio figlio scrisse: spero che la mafia sia sconfitta al più presto, così mio papà potrà tornare a casa. Grazie. Buongiorno a tutti. Io volevo chiedervi se, secondo voi, in vostro parere, se potrà mai essere definita sconfitta la mafia intesa come cultura mafiosa, anche in luoghi o comunque in contesti sociali in cui magari la sensibilizzazione e il ricordo sembrano quasi impermeati da questa cosa e sembrano quasi non avere nessun valore. Allora, diciamo dal punto di vista militare, io penso che prima o poi ci sarà un momento in cui, non ti dico sconfitta, ma comunque messa in condizioni di non offendere mai più. Sul piano della cultura mafiosa ho paura che sia diventata una sorta di paradigma del potere e che quindi anche dove non c'è mafia in senso stretto c'è quella tracotanza dell'impunità che è uno dei tratti distintivi della mafia insieme al controllo del territorio. Ora, se per territorio intendiamo delle aree geografiche precise che possiamo tracciare su una mappa, su una cartina, probabilmente ci sono posti che si ritengono immuni da questo rischio, ma se per territorio intendiamo un concetto un po' più etereo, cioè luoghi degli affari, posti dove si decidono delle cose, allora forse il controllo territoriale di qualcosa che tecnicamente non è mafia, perché giuridicamente non lo è, ma ci si avvicina molto, la puoi riscontrare. Ecco, o questo Paese recupera l'etica della responsabilità
l'assenza della ricerca di scorciatoie, la corruzione come male preoccupante e diffuso, ovvero la cultura mafiosa, quella linea della palma che secondo Leonardo Sciascia risaliva lo stivale, avrà la meglio. E questo mette a rischio la tenuta del nostro Paese. Il riciclaggio di denaro sporco mette a rischio la tenuta economica di questo Paese. La cultura mafiosa, l'idea del sopruso come sistema, della scorciatoia come metodo, questo, che non è mafia in senso giuridico, è il vero rischio sul quale dobbiamo riflettere tutti quanti, quando parliamo anche di esempi e di memoria, di impegno. Dobbiamo raccontarci che questo è stato, e quando un paese allenta le proprie difese, i criminali prendono il sopravvento. Sì, no, volevo dire a chi ha fatto questa domanda che in ogni caso la mafia, quella militare o peggio la mafiosità, non la sconfiggiamo né la polizia, né i carabinieri né la Guardia di Finanza. La mafia potrà essere sconfitta solo da un esercito di insegnanti che formi voi a essere antimafiosi. Questo volevo dirvelo. Grazie. Buongiorno. Su come la mafia lavora al giorno d'oggi, la pandemia e la situazione sociale e economica a seguito e anche durante hanno aumentato la presenza o comunque facilitato il modo in cui opera? La pandemia? Ma io quando... La pandemia ha creato grossissimi problemi ovviamente di tenuta del sistema economico e quindi ha amplificato una crisi che era già preesistente a fronte di un sistema bancario che, come vi ho detto, dal mio punto di vista, ma credo che non sia soltanto il mio isolato punto di vista, il sistema bancario, diciamo, normalmente presta i soldi a chi già ce li ha, ecco, per farla breve e dirla come la penso. Chi è in difficoltà si trova spesso con le linee di credito chiuse, bussa alla porta di chi questa liquidità ce l'ha, perché le organizzazioni criminali hanno accumulato talmente tanti quattrini che hanno l'esigenza e il bisogno di farli riaffiorare in qualche modo. I territori più appetibili sono quelli dove ci sono molte attività economiche e se le attività economiche sono in crisi è un canale formidabile, la crisi, per entrare in rapporti. Quindi la pandemia, se era questa la domanda, la pandemia ha creato dei danni anche in questo ambito, cioè tutto quello che abbiamo vissuto noi, cioè la depressione in chiave economica è una crisi di lungo corso, di lungo periodo, di difficile soluzione ancora oggi. Buongiorno, volevo chiedere al signor Accordino specialmente se ogni mattina che esce di casa, ogni volta che fa qualcosa, ha paura che le possa succedere quello che è successo purtroppo ai suoi colleghi. Un mafioso mi disse: il coraggio è un'abitudine. Io sono abituato a vivere pericolosamente. Cerco di adottare delle precauzioni che ho imparato dai mafiosi. Sono loro che mi hanno
insegnato ad adottare delle precauzioni che loro adottano molto efficacemente. La prima cosa è la mancanza di abitudini nel proprio comportamento quotidiano. Se Falcone non veniva ogni venerdì a Palermo con l'aereo, chissà, forse ai mafiosi sarebbe stato più difficile preparare quell'attentato. Tutti noi siamo schiavi delle abitudini. E allora io cerco di essere quanto più è possibile imprevedibile. Io ricordo che non dicevo mai al mio autista: domani andiamo a Catania. Non perché non avevo fiducia nel mio autista, che era una persona, un agente affidabilissimo, ma perché il mio autista telefonava a sua moglie e gli diceva: domani non vengo a casa a mangiare perché vado col dottore a Catania. E poi la moglie telefonava a sua madre e gli diceva: domani vengo a mangiare da te perché mio marito se n'è andato col dottore a Catania. E io ero morto. E allora adottare queste precauzioni ti aiuta moltissimo. Ma poi, quando è proprio destino che debba venire l'ultimo giorno, ben venga quando serve a qualche cosa. Bene prenderlo con umorismo tutto questo. Si mangia, fame. Ragazzi, grazie davvero, studiate, siate liberi, fatevi un'opinione, un'idea e difendetela. Grazie.